Domenica scorsa abbiamo ascoltato dal Vangelo secondo Marco la missione che Gesù affida ai discepoli, una missione in Galilea per preparare la strada a Gesù stesso. In questa 16ª domenica del tempo ordinario ascoltiamo il seguito del racconto, quando cioè i discepoli tornano da Gesù e fanno la relazione di quello che è capitato. Sono entusiasti perché la gente ha accolto la loro parola, sono contenti per i prodigi che sono riusciti a fare, ma sono stanchi. E Gesù si rende conto del loro entusiasmo e del loro bisogno di riposo e di interiorità. Li invita a ritirarsi, a prendersi qualche momento di riposo in un luogo solitario in disparte. La gente però vuole incontrare Gesù, vuole avere dei benefici da Lui, non lo lascia in pace. Intuiscono la mossa e li precedono. Quando sbarcano dall'altra parte del lago, anziché trovare un ambiente tranquillo, solitario, per riposarsi, trovano una folla di gente che li assedia. E Gesù, vedendo quella gente, si commuove. Dice l'Evangelista che vede quel popolo come pecore senza pastore e sentì muovere le proprie viscere. Il verbo greco adoperato per indicare la commozione è un verbo tipicamente femminile, esplankniste, dice un movimento delle viscere materne, un fremito di affetto, per cui il Signore vuole bene a quella gente, si rende conto del loro bisogno, non hanno pastore. E, dice Marco, cominciò ad insegnare loro molte cose. Gesù fa da pastore insegnando a quella gente sbandata. Il lavoro lo ha inseguito, non perde la pazienza e dedica il suo tempo e la sua buona capacità pedagogica per insegnare molte cose a quel popolo senza pastore. In qualche modo Gesù si presenta come il pastore, riconosce il suo ruolo messianico di pastore. Nella prima lettura ascoltiamo la parola di un altro profeta, Geremia, che contesta i pastori. Al capitolo 23 troviamo un discorso polemico contro i pastori che fanno perire e disperdono il gregge del popolo. Il termine pastore indica nel linguaggio antico il capo, il responsabile, la guida. È un termine generico, vale anche per il re, anzitutto, e per tutti i funzionari civili, amministrativi, militari e religiosi. I pastori sono i capi, sono quelli che comandano, quelli che hanno delle responsabilità. E il profeta dice: guai ai pastori. Non sta minacciando di far passare loro dei guai, sta lamentandosi sulla condizione dei pastori che hanno disperso le pecore, le hanno scacciate, non si sono preoccupate di loro. A nome del Signore, il profeta Geremia minaccia una punizione e promette una redenzione. I pastori umani hanno rovinato il gregge, ma il Signore promette: radunerò io stesso il resto delle mie pecore, le farò tornare, costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare. È importante questo passaggio. Il Signore dice: io stesso radunerò le mie pecore. Il riferimento è all'esilio. Durante la caduta di Gerusalemme e l'esilio in Babilonia, il popolo venne disperso come un gregge sbandato, ognuno andava per la sua strada.
Il Signore in persona raduna il popolo e lo fa ritornare nella terra e promette ancora di dare per il futuro dei pastori capaci di fare il loro lavoro. Un'ultima promessa è quella di suscitare a Davide un germoglio giusto che regni da vero re, che sia saggio ed eserciti il diritto e la giustizia. Davide è il modello del re. A lui Dio ha promesso una discendenza, ma la dinastia di Davide, proprio al tempo di Geremia, finì. Morirono i regnanti, furono deportati e non ripresero il potere dopo l'esilio. Rimase la promessa di un figlio di Davide, un erede al trono, un re futuro che sia autentico profeta, germoglio giusto, saggio, capace di instaurare la giustizia. I cristiani hanno riconosciuto in questo germoglio di Davide, in questo erede dell'antico re, Gesù stesso. È lui il pastore. Dio stesso interverrà come pastore, dice il profeta. Noi riconosciamo che in Gesù Dio stesso è intervenuto come pastore a favore di quelle povere pecore che non avevano pastore. Nel Salmo 22 noi non possiamo fare altro che ammirare la meraviglia del Signore che è il mio pastore, per cui non manco di nulla. Il Signore è il pastore. Quando Gesù si presenta come pastore o viene riconosciuto come tale, gli viene dato un titolo divino. Nella seconda lettura, ancora tratta dalla lettera agli Efesini, che ci accompagna per diverse settimane, dal capitolo 2 ascoltiamo l'Apostolo che ci presenta Gesù come la nostra pace, colui che ha fatto l'unione, i lontani uniti ai vicini, i greci e gli ebrei, uniti insieme, come demolendo il muro di separazione. Non c'è più lontananza da Dio. Adesso, grazie a Gesù, c'è la possibilità dell'incontro. È stata abbattuta l'inimicizia, quel rapporto difficile che separava l'uomo da Dio. Gesù è il mediatore ideale, è colui che ha fatto la pace, in se stesso ha distrutto l'inimicizia e tiene insieme l'uomo e Dio nella sua persona umano-divina, egli unisce Dio e l'uomo. Nella sua storia di ebreo aperto a tutti i popoli, egli unisce i lontani e i vicini. Egli è la nostra pace e ha fatto dei due uno solo. Cristo è l'autentico pastore perché ci porta al Signore e unisce la nostra vita alla sua e la realizza pienamente.